Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben ritrovati al campo della Fincantieri. Cus Palermo contro CEI, in ballo un posto al prossimo turno dei playoff del campionato regionale allievi giovanissimi under 15. Dopo la grande battaglia tra Fincantieri e Unione Sportiva Trabia di qualche minuto fa, che si è conclusa soltanto con la regola del piazzamento in favore della squadra di Mister Visconti, un'altra bella sfida, quella tra i ragazzi guidati da Mister Salvatore Demma e gli ospiti allenati da Mister Giuseppe De Domenico. Incontro tutto da seguire, anche in questo caso vige la regola. Intanto andiamo con le formazioni in campo, con il Cus che schiera Faraone in porta, poi con il numero 2 De Giorgi, numero 3 Ignoffo, numero 4 Arena, numero 5 Macaluso, numero 6 Costa, numero 7 Terzo, numero 8 Zappa Vigna, numero 9 Giaccone, numero 10 Randazzo, numero 11 Visconti. Di contro risponde il CEI con lo schieramento di Renier in porta, maglia numero 22, poi Maddalena col numero 3, Miceli col numero 4, Geraci col numero 5, Sutera col numero 6, Borsellino col numero 7, La Torre con il numero 9, Ippolito col numero 10, Acquaviva col numero 11, Di Cola con il numero 13 e infine Bonomo con la maglia numero 20. Primo pallone a disposizione dei ragazzi in maglia blu con inserti bianchi, così come bianchi sono calzettoni e pantaloncino, ovvero sia il CEI, solito completo nero con inserti giallo e rossi sulla maglia per il Cus. Inizia Cus Palermo CEI col primo pallone gestito dagli uomini di Mister De Domenico. Servizio in profondità sbagliato da parte di Borsellino, palla che però viene messa in fallo laterale per una rimessa che verrà eseguita proprio dagli ospiti. Si occuperà della battuta Miceli. Una giocata verso l'area di rigore, si lotta subito là in mezzo con una serie di contatti, alla fine allontana Macaluso. Ancora la palla verso l'area di rigore con il controllo e la palla che si perde fuori, occasionissima subito per Ippolito. La pressione alta subito dei giocatori del CEI, con l'arbitro che fischia proprio in favore degli uomini di De Domenico. La punizione verrà battuta da Acquaviva. C'è il fischio del direttore di gara. Acquaviva prende una lunga rincorsa, batte subito verso la porta con deviazione, Faraone blocca. La palla battuta in avanti, De Giorgi se la trascina oltre la linea laterale. Rimessa CEI. Rimessa di Miceli. Palla che arriva al limite dell'area, riesce ad uscire, palla al piede Zappa Vigna che avanza, poi incespica sul terreno e commette poi fallo su Bonomo. Calcio di punizione ancora per il CEI. Sul pallone si porta Ippolito. Ippolito per il calcio di punizione
La palla che spiove verso la porta. E bravo Faraone a bloccare. La battuta lunga, prova a prolungare riuscendoci Giaccone, poi fermato Visconti. Intanto è andato a vuoto Costa. C'è la corsa da parte di Latorre che però si porta il pallone oltre la linea laterale. Può andare alla battuta Ignoffo. Cerca e trova la giocata di Randazzo. Poi la palla guadagnata ancora dal Cei, che può avanzare con Acquaviva. Il destro di Acquaviva. Para ancora Faraone. Sta provando soprattutto con tentativi dalla distanza il Cei. Terzo. De Giorgi cerca sia Visconti sia Giaccone, non li trova. Zappa Vigna in qualche modo la tocca, poi prova a far viaggiare Costa sulla sinistra. Avanza il terzino, sempre Costa. Cross deviato da Bonomo. La palla arriva dalle parti di Sutera. Sutera con la pressione di Giaccone che di fatto offre la palla a Renier. Il rinvio del portiere del Cei. Costa in qualche modo la tocca. La palla giocata dalle parti di Nicola che la mette in fallo laterale. Altra rimessa per il CUS, scaduti i primi 5 del primo tempo. Ricordo ancora una volta, solita partita da 70 minuti, al termine della quale in caso di parità si giocheranno certamente altri 2 supplementari da 10 minuti ciascuno. La squadra meglio piazzata alla fine della regular season passerà il turno. C'è l'avanzata, la palla intercettata da Terzo. Avanza Terzo che si defila sulla destra, lo insegue ma non lo ferma Miceli. Poi la palla messa al centro, spazzata via ancora da Sutera. Colpo di testa da parte di Arena, poi chiuso De Giorgi, rimessa CUS. La battuta verso Giaccone che cerca di girarla, non ci riesce. Poi l'anticipo ancora di Arena, spazza via Miceli dalle parti di Ignoffo. Ignoffo poi se la allunga, riesce a evitare il fallo laterale. Qui intanto si lotta col fallo fischiato inizialmente alla Torre. Contatto con Costa, calcio di punizione che proprio il numero 6 va a effettuare. Batte lungo Costa, cerca e trova Randazzo, poi Visconti non riesce a gestirla, c'è la spinta di Giaccone, tutto ok per l'arbitro. Zappa Vigna va a innescare proprio il numero 9, poi ancora Terzo con la pressione vincente. Poi Maddalena anticipato, esagera un po' Randazzo, la perde, poi Zappa Vigna lotta in mezzo al campo e la ritrova, fermato da Miceli. La battuta di De Giorgi a cercare Visconti, lo chiude in fallo laterale Geraci.
Terzo, scambio con De Giorgi che torna dal suo numero 7. Terzo con il cross deviato, Renier se l'è vista arrivare all'ultimo sulla finta di Sutera, riesce comunque ad abbrancare il pallone. In mezzo a due riesce a giocare l'Arena, poi Zappavigna, Giaccone con la palla che finisce oltre la linea laterale. Allora rimessa per il CEI, primi 10 minuti del primo tempo che stanno per scadere. La battuta di Miceli, il colpo di testa di Macaluso, la palla che esce in fallo laterale, ancora ospiti col possesso a disposizione. C'è in possesso del pallone con il tocco a favorire la corsa di Borsellino, l'1 contro 1 in velocità con Ignoffo, allunga la falcata Borsellino, con la palla che è uscita. Allora la battuta di Ignoffo verso Randazzo che non riesce a giocarla. C'era la rimessa ancora per Miceli che va a lungo, c'è la sponda, poi Maddalena fermato senza fallo secondo l'arbitro, rimessa ancora per il CEI. Altra rimessa di Miceli, allontana questa volta Ignoffo, cerca la corsa di Visconti, anticipato in fallo laterale all'intervento di Sutera. Allora Ignoffo con le mani, Zappavigna, il lancio a cercare Visconti che fa sportellate con Geraci, alla fine esce Renier e fa sul pallone. Sistemata la scarpa di Geraci. Ora si può riprendere con il rinvio di Renier dalle parti di Bonomo e Zappavigna, alla fine esce a prendere il pallone nuovamente Randazzo, rimessa per il Cus Palermo con Ignoffo, sponda di Randazzo a cercare Visconti, chiuso però dall'intervento da parte di Geraci. Attenzione poi all'inserimento di La Torre, inclusione sul fondo da parte del numero 9 del CEI. Qualche problema per Costa. Si è rialzato Costa, riprende per il momento in 10 il Cus, squadra che guadagna un fallo laterale.
rientra il numero 6, allora si torna in parità numerica. Colpo di testa di Miceli, poi quello di De Giorgi, poi c'è l'anticipo da parte di Di Cola, si lotta lì in mezzo, Bonomo cerca l'avanzata di La Torre che viene fermato, allora Giaccone in avanti verso Visconti, a vuoto Sutera, quindi può salire a pressare il Cus che guadagna un buon fallo laterale. Quarto d'ora che sta per scadere. Poi sbaglia il controllo Visconti. È rimessa per la squadra di Mister De Domenico. Il tocco di De Giorgi e altra rimessa qualche metro più avanti per la squadra ospite. Zappa Vigna, la sterzata, poi calcia in avanti terzo verso Giaccone che prova ad arrivare per primo, c'è lo scontro con Sutera, l'arbitro fischia contro il numero 9 di casa. La battuta della punizione male da parte proprio di Geraci, anzi di Sutera. Ignoffo con le mani, la sponda di Randazzo verso Visconti, subentra Giaccone, ancora l'entrata da parte di Sutera, rimessa ancora per Ignoffo. Scambio, poi prova a subentrare senza successo Miceli, ancora si lotta lì in mezzo, la recupera Randazzo che prova a passare ma il campo è finito. La battuta verso Bonomo, poi Giaccone recupera, lotta ancora con il tentativo di inserimento da parte di Ippolito, recupera ancora Zappavigna, poi Bonomo col break prova a passare per vie centrali, il tocco in avanti di Acquaviva ancora verso Ippolito ma chiude tutto Ignoffo. Con la palla che è a disposizione del Cei. Miceli con le mani cerca l'anticipo Macaluso, poi tiro da parte di Bonomo, altra conclusione sopra la traversa. Metà del primo tempo che sta per andarsene, sempre 0-0. De Giorgi pressato da Acquaviva, poi interviene Macaluso in maniera provvidenziale, ancora Macaluso che esagera con l'avanzata palla al piede, lo chiude Miceli. A lungo il numero 4 allontana in qualche modo in due tempi Costa, altro fallo laterale per il Cei. Col Sole che torna a fare capolino sul campo della Fincantieri e con il Cus che guadagna un buon fallo laterale anche se Miceli interviene. Bonomo, Acquaviva, poi subentra anche Maddalena nell'azione, colpo di testa di Ignoffo. Giaccone cerca la sterzata, non la trova, Borsellino chiude, fallo di Giaccone. Punizione Cei con Ippolito. Alla battuta di questo piazzato sale Capitan Geraci. C'è la battuta di Ippolito che cerca la porta, non la trova. Ignoffo, telefonato il suo passaggio, poi però Zappavigna recupera e innesca la corsa di Giaccone
in profondità Giaccone, il tocco da parte di Sutera con il Renier che può bloccare il pallone, fa la giocata all'indietro, poi il tocco da parte di Arena che calcia 2 volte Giaccone, contrasto con Miceli che riesce a spazzare via. Acquaviva allunga la falcata, evita De Giorgi, ancora Acquaviva, limite dell'area, il tocco per la conclusione che si perde alta da parte di Ippolito. Occasione Cei al 20°. Qui ancora la pressione da parte del Cema, riesce a liberare il Cus Palermo. Visconti cerca la sterzata su Geraci che trattiene ma non commette fallo. Secondo l'arbitro si gioca Bonomo. Nicola può avanzare, l'entrata su Acquaviva, la palla che diventa ancora buona per il Cei con la conclusione deviata e che finisce a Faraone. Faraone chiama i suoi a salire. Il rilancio del numero 1 del Cus, il controllo di Visconti che non è granché, arriva Di Cola, poi Maddalena con la palla aperta colpisce in pieno il suo avversario Acquaviva, poi Visconti riesce a passare e l'arbitro fischia questa volta. E tira il fallo! Il fallo è prima! Il fallo è prima! Qui Acquaviva ha una reazione reazione estemporanea da parte del numero 11 ospite che aveva subito fallo a giudizio dell'arbitro, ha avuto qualcosa da ridire probabilmente con l'altro numero 11 in campo, però sia Visconti. Fatto sta che c'è calcio di punizione per il Cei. La battuta di Miceli, colpo di testa da parte di Randazzo, poi un flipper che coinvolge anche Terzo, può arrivare sul pallone Giaccone, Giaccone lo tiene, poi chiude ancora Miceli. Le mani va Ignoffo, ancora Miceli, poi Randazzo fermato da Bonomo, prova ad arrivare sul pallone Acquaviva, il lancio con la chiusura su Ippolito e poi Ignoffo che allontana Giaccone, può prendere in controtempo Borsellino, lo chiude però Sutera, è rimessa per il Cus Palermo. Ci sono le proteste di Geraci, però l'arbitro è inamovibile. Randazzo sgambettato, l'arbitro lascia giocare. Sembra un po' in confusione il direttore di gara, tante decisioni prese e non prese da una parte e dall'altra che rischiano di rendere brutta la partita. Ci auguriamo che non sia così, confidiamo ovviamente nel buon senso da parte dei ragazzi in campo. Intanto esce Renier, fallo laterale Cus. Colpo di testa di Nicola, poi allontana Geraci, scusate, allontana Miceli, poi si lotta, allontana ancora Macaluso dall'altra parte. Giaccone, il tocco verso Randazzo, fermato da Miceli. Arena di prima ma sbaglia, e allora ancora Cei con l'avanzata di Acquaviva che resiste. De Giorgi guadagna il fallo laterale.
Qui non perfetta la rimessa di De Giorgi, la palla passa al Cei, cerca la sponda la Torre, poi Zappavigna può correre, avanza Zappavigna, c'è un giocatore del Cus a terra, poi Zappavigna con l'entrata si continua a giocare, c'è a terra De Giorgi. Già da qualche secondo direttore di gara che ha fatto colpevolmente far proseguire l'azione del Cus. Da regola, colpo alla testa, colpo al volto, il direttore di gara deve fermare il gioco, così non è stato. A terra De Giorgi che si rialza pian piano, ultimi 10 del primo tempo. Si è rialzato il capitano del Cus Palermo, che va a battere il fallo laterale. Prolunga Randazzo, colpisce Miceli, poi si lotta ancora in mezzo al campo. La Torre prova a tenere il pallone, lo chiude Arena, poi ancora la Torre. Può avanzare. Apertura sbagliata, rimessa Cus. Ignoffo con le mani, cerca la sponda Randazzo, interviene il solito Miceli ad accalappiare quanti più palloni possibili in mezzo al campo. Arena si lotta, poi ancora De Giorgi colpito. Due giocatori del Cus a terra, di cui uno colpito alla testa. Direttore di gara che sta continuando a far giocare con due avversari, due giocatori del Cus a terra nella sua zona di competenza. Li vedete inquadrati, Zappavigna e De Giorgi. Si è rialzato De Giorgi, ancora giù Zappavigna, allora subentra l'assistente di Mister Demma. Peppe di qua, esci di qua, esci di qua, Peppe esci di qua. Si rialza zoppicando Zappavigna. Pallone restituito da Miceli al Cus Palermo, con però la Torre che va a pressare, insomma. Per play solo accennato in questo caso. De Giorgi con la battuta del fallo laterale. Miceli allontana dove c'è terzo, poi calcia lontano Arena. Giaccone non può arrivare. Battuta del fallo laterale, la chiusura di Zappavigna che è rientrato. Bonomo va a lottare con Giaccone, la gira Giaccone, scavalcato questa volta Miceli, colpo di testa da parte di Geraci che poi calcia lontano. La Torre riesce nella sponda, poi va giù De Giorgi, gli dà una mano Macaluso che fionda verso Randazzo, poi serie di batti e ribatti, alla meglio Acquaviva. Avanza Acquaviva, la palla recuperata da Macaluso. Il direttore di gara che anche qui probabilmente poteva anche fischiare, la trattenuta su Acquaviva. De Giorgi con le mani.
ancora un po' di discussioni. Storie tese tra Bonomo e Zappavigna. Colpo di testa, poi Zappavigna che calcia lontano. Renier che può controllare il pallone. Colpo di testa di Terzo. Miceli contrastato da Randazzo, poi Visconti prova ad andare via in velocità su Geraci, ancora Geraci su Visconti, contrasto rude ma regolare. Visconti prova a recuperare il pallone, ne esce però vincitore Miceli, poi la palla passa per il Cei, ancora Miceli in avanti, colpo di testa di Macaluso, ancora il numero 4 che è su tutti i palloni. Acquaviva, poi la girata tentata dalla Torre che non riesce. Randazzo si può girare, palla in profondità per la corsa di Giaccone, alla meglio Sutera che però mette in fallo laterale. La rimessa di Gnoffo, colpo di testa di Miceli, altra rimessa, anzi colpo di testa di Geraci. Altra rimessa per Ignoffo, ultimi 4 del primo tempo. Ignoffo col destro, la palla deviata a vuoto. Geraci, ma non c'è nessun problema per Renier, qui troppo staccato Visconti. Renier che rinvia, non è un granché ma arriva comunque da Bonomo, secondo pallone in campo. Allontana poi Macaluso a vuoto, c'è De Giorgi, arriva anche Arena che porta a spasso il pallone. Nel frattempo l'altra palla è stata tolta. Maddalena ha recuperato la sfera, chiude, forse toccando con un braccio Macaluso, si continua a giocare. Direttore di gara che sta facendo inalberare entrambe le squadre. Colpo di testa di Bonomo, poi a terra Arena, colpito da Ippolito. Ippolito che ha commesso un altro fallo anche su Arena, anzi su Costa, e poi allontana in fallo laterale. Si può giocare con Ignoffo che batte la rimessa, poi mette in fallo laterale Geraci. Altra rimessa, colpo di testa ancora di Geraci, poi spazza Sutera, tocca in qualche modo De Giorgi, poi Terzo prova a far correre ancora Visconti che la tocca in qualche modo, arriva Randazzo, poi sempre Visconti che cerca di lottare, steso, l'arbitro fischia calcio di punizione per il CUS, giallo per Sutera. A terra sia Randazzo sia Visconti, ha fatto strike in questo caso Sutera. Ancora a terra Visconti. Non manca poco meno di 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. 0-0 che non si schioda, occasioni per il momento poche. Si rialza Visconti che viene accompagnato all'uscita
come da regolamento, ma intanto attenzione al destro di Alessandro Randazzo. Sono in 5 del CEI in barriera. Randazzo sul pallone, fischia l'arbitro, parte Randazzo che centra la porta e trova il salvataggio sulla linea da parte di Acquaviva. Occasione enorme per il CUS proprio sul finire del primo tempo. Qui Zappavigna lotta, però perde il pallone. Allora se ne avvantaggia Ippolito che allunga la falcata, vince il contrasto Costa che tiene anche il pallone in campo. Costa, tocco per Zappavigna. Finale rovente di questo primo tempo. Zappavigna lungo, interviene su Tera, palla in fallo laterale e rimessa per Ignoffo. Tre minuti di recupero. Prova a passare qui Randazzo, direttore di gara, che non fischia neanche questa volta. Condotta rivedibile a dir poco. Lasciami fuori, Ignoffo, vai. Altra rimessa per il CUS, altra rimessa per Ignoffo. Randazzo è solo, può controllare, può girarsi. C'è il dribbling, poi perde il contatto col pallone. Zappavigna passa su terzo, ancora Zappavigna. Randazzo perde il contrasto con Geraci. Poi Maddalena apre il fronte a sinistra su Acquaviva che lancia per Ippolito. Ippolito la raggiunge con la scivolata di Costa, anzi di Ignoffo. Tanto se ne sono andati quasi 2 dei 3 minuti di recupero. E c'è una rimessa per Miceli. Palla che arriva in area, c'è la sponda a prolungare di testa Macaluso in calcio d'angolo. Tutto il CUS nella sua area di rigore, tutto il CEI tranne Renier nella metà campo avversaria. Quello che dovrebbe essere uno degli ultimi palloni di questo primo tempo. Chiude Giaccone. Rimessa per il CEI. La rimessa di Miceli verso l'area di rigore, colpo di testa di Ignoffo. Ancora Miceli, la palla scorre. Fallo laterale CEI. Batte Miceli, colpo di testa di Ignoffo. E per il direttore di gara basta così, finisce un primo tempo combattuto con poche emozioni e che non poteva che finire 0-0 con l'occasione più grande avuta dal CUS Palermo al 34esimo con un salvataggio sulla linea sulla punizione battuta da Randazzo. Appuntamento tra qualche minuto per il secondo tempo.
Entriamo dal terreno di gioco della Fincantieri, secondo tempo tra Cus, Palermo e CEI, primo turno del playoff del campionato regionale giovanissimi 2007, quindi under 15, quindi il punteggio di 0-0 alla fine del primo tempo e la ripresa che si apre con il primo pallone subito recuperato dal CEI, che però poi sbaglia con la torre il tocco e poi la palla messa in fallo laterale da Ignoffo. Nessun cambio dalle due parti. Comicelli che va alla battuta lunga del fallo laterale, poi arriva Di Cola, pallone allontanato alla difesa del Cus dalle parti di Visconti, prova ad arrivare senza successo Giaccone, allontana Arena sui piedi di Miceli, lancio lungo, subentra Macaluso, la palla che diventa ancora buona per il CEI, ancora Macaluso, poi subentra Maddalena, fermato, Arena spazza via, ma ancora il bianco-blu soltanto per un attimo a calciare. Giaccone, contrasto con Di Cola, fallo di quest'ultimo, direttore di gara che aveva segnalato il fallo in favore del Cus, poi ci ha messo un po'. Calcio di punizione dunque per il Cus, se ne occupa Macaluso, poi terzo, De Giorgi, ancora terzo, fronte alla porta, la palla lungolinea, a cercare Randazzo, poi terzo cerca di calciare, esce fuori un tiro sbilenco, poi recupera palla ancora il Cus, sempre con terzo, l'apertura su De Giorgi che la tiene in campo, anzi no. Rimessa CEI. C'è la torre che viene fermato senza fallo da Arena, secondo il direttore di gara. Direttore di gara che sta un po' esasperando il concetto di arbitraggio all'inglese, pochissimi fischi anche laddove i falli sono evidenti. Colpo di testa intanto da parte di Ignoffo, poi terzo, calcia lontano, prova ad intervenire e ci riesce Sutera. Macaluso in qualche modo calcia lontano, De Giorgi la fa rimbalzare contro Acquaviva che la tocca su terzo. Colpo di testa da parte di Sutera in fallo laterale per il Cus. Il controllo di Randazzo, poi terzo, sfiora di testa dove c'è Arena. Arena può avanzare, si autolancia con questo up and under, il tocco poi da parte di Bonomo, subentra terzo. Ancora Bonomo, la meglio su Arena, fallo laterale Cus. Inizia a muoversi qualcosa sulle due panchine, ricordo quella per Mister Dem, è composta da Fiorentino, Marsala, Turci, Marchese e Di Caccamo. Dall'altra parte a disposizione di Mister De Domenico ci sono il secondo portiere Panno, poi Macaione, Sciabica, Labua, Giovanni Macaione, l'altro Macaione Gabriele, poi Pagano, Tolomeo e Castronovo. Terzo, il dribbling, ancora terzo che va via, crea il break centrale, viene fermato dal solito Miceli. Ignoffo va a lottare con Ippolito, poi la palla diventa buona per la corsa di Borsellino, fermato dall'intervento di Costa, insiste il CEI, palla lunga, prova a buttarsi nello spazio Acquaviva, l'uscita di Faraone. Lungo Faraone, prova ad arrivare e arriva Randazzo per sponda di Giaccone verso Visconti, colpo di testa dalle parti di terzo, poi riesce a gestire bene il pallone di Cola, poi ancora a lottare Zappavigna che si è un po' ripulito, era tutt'uno con la terra della Fincantieri durante il primo tempo, tanti
Ruzzoloni per terra come di consueto per il numero 8 del CUS. Qui intanto fallo laterale per il CEI con Ignoffo che allontana nervosamente il pallone. Viene redarguito dal direttore di gara. Spazza via Arena, colpo di testa da parte di Sutera, dalle parti di Giaccone anticipato in maniera provvidenziale da Di Cola. Colpo di testa di terzo, quello di Zappavigna, poi qui va a voto Geraci, prova ad arrivare, in effetti arriva Visconti, Giaccone può servirlo, poi c'è l'intercetto ancora da parte di Geraci. Intercetta Ignoffo, fallo laterale. La rimessa per Miceli, cercato la Torre che controlla, trattenuto da Arena, calcio di punizione. Arriva il giallo per Arena. Qui ancora un po' di storie tese. Qui il direttore di gara che ha portato un po' la calma, ma c'è da seguire questo calcio di punizione per il CEI. Non si gioca ancora, direttore di gara che deve ancora prendere la distanza per la barriera. Barriera folta, 5 elementi per Faraone. Sul pallone c'è Ippolito. Con questo calcio di punizione per il CEI, fischia l'arbitro. Parte Ippolito, colpisce in pieno il muro, la palla rimane lì, attenzione ancora Ippolito che si inserisce, De Giorgi mura la conclusione, poi serie di rimpalli, l'ultimo tocco è di Borsellino. Colpo di testa da parte di Bonomo, poi si lotta ancora, subentra Geraci che allontana in fallo laterale. Fallo laterale per Ignoffo, 8,5 nel secondo tempo, sempre 0-0. Terzo, la tocca, prova a tenerla in campo ma è praticamente impossibile. Rimessa per Miceli, sale il CUS a pressare. Allora la battuta va a Geraci. Colpo di testa, poi subentra Sutera. Giaccone salta a vuoto con Di Cola. Poi alla fine è ancora Miceli che ha la meglio. Controlla la Torre. Può creare qualcosa di buono per il CEI. La Torre evita Arena che rimane fermo. Ancora la Torre, cerca il triangolo. C'è la chiusura però ai danni di Ippolito che rincorre il pallone. Sempre Ippolito fermato, calcio di punizione. Punizione per il CEI, a terra Arena.
ancora a terra Arena. Si può battere il calcio di punizione alla battuta sempre Ippolito che centra la porta e centra anche la traversa ad un passo dal gol il CEI. Tanto c'è a terra ancora un giocatore del CEI. Si tratta credo di Miceli al contatto con Costa. Può finalmente rientrare Arena intanto. La palla rimessa in gioco, Faraone la fa sua. Batte lungo Faraone. Il tocco da parte di Borsellino. Lungo linea intercettato da Ignoffo. Poi ancora il recupero palla del numero 7 del CEI che può avanzare. Borsellino con la corsa laterale di Ippolito, fuori gioco. Fuori gioco secondo il direttore di gara. Giaccone cerca il triangolo con Visconti, però attenzione perché la palla rimane buona di Cola. Poi avanza Bonomo. Borsellino. Il tocco laterale per Ippolito, anticipato ancora da Ignoffo. La palla che arriva in area, Faraone. Qui cerca di uscire il Cus senza successo, perché la palla ancora lungolinea per Ippolito al contrasto con Costa. L'ultimo a toccare il numero 10 ospite, è rimessa Cus. Primo cambio intanto per il Cus Palermo, esce terzo ed entra Claudio Di Caccamo. La palla che rimane ancora nella metà campo del Cus. C'è il tentativo di Zappavigna spostato da Ippolito. L'apertura su Borsellino ma è rimessa per il CEI. Batte verso l'area Miceli. Sfiora Randazzo. Costa non riesce ad evitare il calcio d'angolo.
Alla battuta del calcio d'angolo c'è Acquaviva. La palla che spiove sul primo palo, pallone che rimane in aria, allontana Macaluso. Poi Arena non riesce ad arrivare. Rimessa per Borsellino, che poi lascia a Miceli, vuole andare in area il numero 4. Palla dentro, colpo di testa di Costa, poi in pallo che favorisce ancora il Cus, che andrà a rinvio dal fondo. Macaluso, De Giorgi, centralmente per Di Caccamo che dribbla, può avanzare Di Caccamo, tocco per Randazzo che fronte alla porta apre dove c'è De Giorgi, la palla dall'altra parte, interviene di testa su terra, poi ancora buona per Di Caccamo, fermato da Miceli, subentra nell'azione Arena, allunga la falcata il numero 4 del Cus che cerca di andare via in velocità, esce a dare una mano in difesa su Tera, poi la palla rimane ancora in campo, l'ultimo a toccare era stato Arena, ma la palla è rimasta in campo, si gioca Randazzo a contrasto, riesce a tenere per un attimo il controllo del pallone, poi allontana, poi c'è forse fallo di Zappavigna, l'arbitro lascia correre per il vantaggio gestito malamente da Maddalena con il lancio controllato da Faraone. De Giorgi tocca e controlla Miceli che calcia in avanti. La Torre evita Macaluso, secondo l'arbitro non c'è fallo, allora Zappavigna può andare da Visconti aggira Geraci che commette fallo. È giallo per il capitano del CEI. Direttore di gara che fischia veramente poco, ma quando fischia lo fa per ammonire. È già il terzo giallo sventolato oggi. Superata la metà del secondo tempo, 18 in corso, anzi 19 in corso, è sempre 0-0. La battuta di questo calcio di punizione con Randazzo che va verso la porta, Renier non benissimo, poi allontana Borsellino in fallo laterale. Rimessa per Ignoffo. Pallone che cade al limite dell'area di rigore, ottima chiusura di Acquaviva su Di Caccamo, poi De Giorgi. La sponda di Giaccone ancora per il suo capitano. De Giorgi pressato, poi l'anticipo. E danni di Giaccone, fallo laterale per il Cus Palermo. Con De Giorgi. Cercato Randazzo che non riesce a controllare. Poi ancora De Giorgi, cerca l'anticipo su Maddalena. Tocca Di Caccamo, nuovamente Maddalena sul pallone. Macaluso, calcia lontano. Poi Giaccone, scavalcato dalla sfera ma lo aiuta Randazzo. Palla al centro per Visconti, a vuoto tutti. Visconti prova a liberarsi, alla meglio però Borsellino. La rimessa ancora per Ignoffo. L'anticipo da parte di Geraci. Ancora Ignoffo con le mani, questa volta per Visconti che ci arriva. Randazzo, spalle alla porta, va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro. Borsellino di testa, Zappavigna, la rialza. E per la palla che si perde oltre la linea laterale, rimessa per Borsellino che... batte Borsellino, colpisce Randazzo
Ancora in fallo laterale il Cei. Batte lungo ancora Miceli. Di testa di Caccamo, poi di testa Bonomo. Maddalena, fermato da Di Caccamo che allarga per De Giorgi. Si è sganciato Giaccone, la palla è per lui. Giaccone col controllo a seguire. Gli si fa incontro Visconti, Giaccone non riesce a tenerla in campo. La rimessa sempre per Miceli, cercato Acquaviva, alla meglio De Giorgi che cerca di evitare il fallo laterale, ci riesce secondo l'arbitro. De Giorgi può andare, allunga la falcata, De Giorgi, la chiusura in scivolata del solito Sutera. Palla subito buona intanto. La conclusione sul fondo da parte di Randazzo che ci prova. Qui recupera il pallone ancora il Cus. Giaccone di testa. C'è il recupero da parte di Sutera. A vuoto Acquaviva, però quanto basta per andare dalla torre. Ancora Acquaviva, questa volta la gira dalle parti di Ippolito che allunga la falcata. Ippolito cerca di evitare gli avversari. Ippolito sull'uscita di Faraone, la palla diventa buona per la torre. Vantaggio Cei. Forse l'ha toccata la torre. Forse è bastato il tocco sotto misura da parte di Ippolito che sblocca la partita in favore del Cei. 1-0. Giocata estemporanea, è quella che ci si aspettava da un giocatore come Ippolito che ha scavalcato l'incolpevole Faraone. Poi forse è riuscito a toccarla, in questo caso la torre, ma a 11 minuti e mezzo più recupero dalla fine passa il Cei. Qui attenzione perché c'è l'errore di Nicola, prova ad approfittarne Giaccone e la mette in calcio d'angolo il numero 13. Cus che arremba subito, va ad arrembare subito la squadra di Mister Demma alla ricerca del pari immediato. E c'è Di Caccamo che va dalla bandierina, sale tutto il Cus, tutto il Cei in area. Di Caccamo sul primo palo, cerca la sforbiciata De Giorgi, la palla rimane lì. L'arbitro ha visto un tocco con la mano di Giaccone, punizione per il Cei. Si rialza la torre. E c'è la battuta della punizione da parte di Geraci. Di testa Bonomo, ancora per la corsa di Ippolito che cerca di prendere per mano la partita. Non è dello stesso avviso Zappavigna che lo ferma. Poi ancora per Ippolito al recupero del pallone, conclusione. Con la palla che si perde fuori, non di molto. Qui prova a risalire dall'altra parte Visconti, fermato da Geraci.
Colpo di testa da parte di Costa, poi zappa Vigna, va lungo. Giaccone cerca di girarla, interviene Sutera, poi spazza in fallo laterale Acquaviva. Sta per arrivare il momento di Kevin Moye con il secondo cambio per Mister Dem. La palla che intanto arriva in area di rigore, Giaccone prova a coordinarsi e l'arbitro che ferma il gioco perché non ha fatto effettuare il cambio al CEI. Il tutto dopo che la palla era arrivata praticamente al limite dell'area con Giaccone che stava armando il tiro, è vero che era marcato. Intanto fuori la torre, dentro Sciarrino. Colpo di testa proprio del nuovo entrato, forse c'è un ponte, attenzione a Giaccone che insegue la sfera, di Cola cerca di giocarla, non ci riesce, poi lo aiuta Sutera. C'è forse un tocco di mano intanto da parte di La Torre, che non è uscito lui evidentemente, e poi la palla che viene recuperata. Acquaviva, il controllo da parte di Bonomo, è uscito Maddalena per fare posto a Sciarrino. Spazza Arena, Di Cola in qualche modo la riesce a allontanare, tocco di Caccamo, poi svirgola De Giorgi. Giaccone usa il fisico e subisce fallo. Colpo di testa da parte di Randazzo dalle parti di Ignoffo, prova a sgasare contro Borsellino, Ignoffo converge, poi va in scivolata, non riesce a tenere il pallone. Attenzione ad Acquaviva che può ripartire, fermato da De Giorgi che si spinge in avanti, palla lungolinea a cercare spalle alla porta Visconti, circondato, Visconti sinistro ribattuto, prova ad arrivare Moye, l'uscita di Renier sui piedi del numero 20. E rinvio di Renier. Ignoffo a contatto con Ippolito, l'arbitro punisce il terzino del CUS. C'è l'uscita dal campo di Giaccone intanto per il CUS, al suo posto Marchese. Altre cose Mister Renna che ha attinto, Mister Demma scusate, ha attinto da questa partita, per questa partita anche dal gruppo, a proposito di Mister Renna, dei giovanissimi under 14, come nel caso di Moye stesso, come nel caso di Turci che è in panchina. Doveva essere della partita anche Cristian Lacorte, che di quella squadra è il numero 10, ma alla fine così non è stato. Acquaviva cerca e trova Ippolito, il duello l'ennesimo con Costa, va via Ippolito che si guadagna calcio d'angolo. Calcio d'angolo al quale va Acquaviva, ultimi 4,5 di questa partita, battuto corto su Ippolito. Ippolito, serie di rimpalli, poi allontana Miceli, poi spazza direttamente fuori. Finale al Cardio Palma.
Ancora a terra Ippolito, tra altre cose veramente a mezzo metro dalla linea di fondo. Tanto il gioco è fermo da più di un minuto e c'è sempre Ippolito lì a un passo dalla linea di fondo. Adesso viene accompagnato fuori dall'assistente di Mister De Domenico. Si riprende. Ignoffò dimentica il pallone, la palla esce. Mentre Ippolito è già stato fatto rientrare. Rimessa di Miceli proprio per Ippolito, fermato da Arena. La palla esce in fallo laterale. Cus che sembra avere poche idee per cercare di dare l'assalto al pari, che vorrebbe dire tempi supplementari. Attenzione qui a Costa che deve difendersi dalla Torre. La Torre passa dal centro, interviene Macaluso. Adesso Costa con l'esterno trova Miceli che di ginocchio mette fuori. Colpo di testa di Bonomo, poi Ippolito controlla, tiene in campo e calcia più lontano che può. Di testa De Giorgi. Controllo a seguire, non granché da parte di Marchese. Palla che finisce fuori, resta in avanti e guadagna metri e guadagna secondi il CEI di Mister De Domenico, che adesso con Miceli ha un'opportunità con le mani. Colpo di testa da parte di Caccamo, poi Bonomo si coordina, calcia male, la palla si perde fuori. Ultimi 100 secondi circa, poi sarà recupero e vedremo anche di che entità sarà questo recupero. Costa con il lancio che non è granché, infatti colpisce Bonomo. Bonomo pressato da Randazzo, calcio di punizione per il CEI, che sta riuscendo a non soffrire, che è quello che conta di più in queste circostanze, quando ci sono secondi da far trascorrere, soprattutto avversari da tenere più lontano possibile dalla propria area di rigore. La punizione di Miceli. Borsellino, palla lunga verso l'area, Bonomo arriva, ma arriva anche Faraone con l'uscita e con rinvio subito. Qui a vuoto Sciarrino, colpisce Borsellino di testa, poi prova ad arrivare ancora Randazzo per Moie che allunga la falcata. Moie affrontato, la palla rimane ancora lì di Caccamo con l'anticipo di Sciarrino, ma c'è De Giorgi che calcia male. Non la migliore delle idee che gli potessero venire in quel momento. Quattro minuti di recupero per il direttore di gara. La battuta da parte di Geraci dalle parti di Acquaviva, la palla che esce in fallo laterale. Il recupero che inizia con il Cus in possesso del pallone tra le mani di De Giorgi. Superato Randazzo, la palla diventa buona per il rinvio da parte di Miceli. Allora attenzione, perché può provare a ripartire Ippolito. Ignoffò il lancio a cercare Marchese, allontana Sutera dalle parti di De Giorgi che controlla. Di Caccamo allarga il fronte, vede Ignoffo che si può spingere in avanti, il controllo non lo aiuta, la palla viene messa fuori direttamente in fallo laterale da Bonomo. Con le mani Arena, altro colpo di testa, altro fallo laterale, sempre per il numero 4, anzi va Ignoffo, questa volta se ne va il primo minuto di recupero. Di testa Moie, poi prova ad arrivare, ci riesce Randazzo, cerca il dribbling, chiuso da Sciarrino, ultimo tocco di Randazzo. Rimessa CEI.
Qui intanto va giù De Giorgi che stava cercando di aiutare il suo avversario, un po' di confusione, Capannello un po' di confusione con La Torre che è rimasto a terra. Qui si continua a non giocare. Si è rialzato La Torre. Tanto può riprendere il gioco col fallo laterale per Miceli. La Torre che è rimasto a terra non è stato fatto uscire. Insomma, una condotta arbitrale da rivedere da parte del direttore di gara. Intanto rimessa per il CUS, da vedere e da capire quanto verrà recuperato per questa interruzione. Miceli calcia lontano, di testa La Torre verso Ippolito che può andare. Ippolito sfida in velocità Costa, Ippolito al centro, La Torre, la palla rimbalza dalle parti di Acquaviva. Acquaviva converge, Acquaviva destro, deviato! La chiude Acquaviva, il 2-0 del CEI che dunque ha le mani sul passaggio del turno, in pieno recupero la rete di Acquaviva e l'esultanza davanti alla panchina dei biancoblù. Contropiede mortifero, come sempre, lo zampino di Ippolito che è game changer di questo incontro e di fatto trascina i suoi. Intanto tensione perché c'è un po' di tensione ancora un po' di tensione, la partita praticamente conclusa. Il modo peggiore per concludere questa partita, assolutamente. Il tutto cominciato con Bonomo a terra. Tanto siamo 5 minuti oltre il recupero, direttore di gara che probabilmente, considerando anche il clima, poteva porre fine all'incontro prima. Considerando i 2 gol di scarto e considerato che siamo già 5 minuti e mezzo oltre il 70°. Si continua a giocare, allontana Sutera, sfiora Randazzo, poi ancora la lotta. Macaluso che recupera il pallone. Arena, il dribbling di Arena che prova ad andare. Moie, palla centrale, poi attenzione all'opportunità e la palla che finisce in rete. Il gol da parte di Visconti accorcia le distanze. Il CUS Palermo, quando sono passati 6 minuti di recupero, è 2-1. Attenzione perché a questo punto
No, a questo punto non succede nulla perché vince il CEI, finisce 2-1, passa il turno la squadra di mister De Domenico che adesso fa mucchio davanti alla propria panchina. E qui ancora un po' di tensione ingiustificata. Ancora un po' di tensione ingiustificata. E chiudiamo qui la diretta, ci dispiace per quello che si sta vedendo in campo da qualche minuto a questa parte. Bravi qui i due allenatori, bisogna sottolinearlo, i due staff che riportano la situazione alla tranquillità. In ogni caso ribadiamo il punteggio: Cus Palermo 1, CEI 2. Passa il turno la squadra di mister De Domenico, eliminata quella di mister Dem. Vi auguriamo con l'occasione buon 1° maggio. Non vediamo l'ora ovviamente di tornare in campo per le prossime dirette, i prossimi appuntamenti targati come di consueto Sportisili. Da Francesco Cammuca un ringraziamento a chi ci ha seguito. Alla prossima.